Buonasera. Si chiude felicemente il ciclo di quest'anno delle pagine cordiali, cioè di quelle conversazioni che hanno il proposito di avvicinare ai grandi testi della letteratura, non solo italiana, con un atteggiamento appunto di cordialità nel lettore, ma scoprendo anche la cordialità di certi autori che magari evitiamo di frequentare perché ci sembrano lontani dalla nostra sensibilità, e invece avvicinati si rivelano persone, come si diceva una volta, di mente e di cuore, e questi aspetti appunto le nostre conversazioni tengono a mettere in rilievo. Do il benvenuto in primo luogo alle persone presenti, ma in secondo luogo alle centinaia, alle migliaia di persone che da domani vedranno questa lezione. Noi siamo in grado di contare gli accessi, c'è un contatore nel nostro sito, e quindi possiamo anche valutare questa grandissima platea di utenti che appunto non sono fisicamente presenti, ma a cui ci rivolgiamo e che ci vedranno fin da domani. Come sapete, non ho l'abitudine di spendere molto tempo per presentare il conversatore della serata, perché il suo profilo è con fotografia, è collocato appunto nel sito ricchissimo dell'Istituto Veneto, dove ognuno può leggerlo. Del resto sarebbe superfluo presentare una delle studiose più insigni, docente per lungo tempo alla Università di Torino, vera, credo, e unica reale erede dell'insegnamento di Giovanni Getto, anche per quanto riguarda i suoi interessi, che hanno una gamma vastissima, ma che si sono concentrati con particolare attenzione e con particolare successo sulla letteratura del Cinquecento e del Seicento. Per la sua bibliografia, appunto, rimando a quanto è posto nel nostro sito, e senza rubarle altro tempo le do la parola perché ci parli delle icone della poesia barocca. Vorrei cominciare dal titolo, Icone della poesia barocca. Essendo a Venezia, dove vive Massimo Cacciari, che ha scritto ben 2 libri con il titolo di Icone, vorrei subito precisare che le icone della poesia barocca non sono icone di tipo filosofico o che presuppongono un'indagine di tipo filosofico, quanto piuttosto sono icone che si riferiscono al titolo di un grande studioso del Rinascimento, che è Gombrich, che alla fine degli anni 70, credo nel 78, ha pubblicato da Einaudi un libro fondamentale, Immagini, icone simboliche, immagini nella storia dell'arte del Rinascimento. E questo libro è fondamentale per il titolo, e il mio titolo va nella direzione delle immagini simboliche, e vorrei, per chiarirlo, partire subito dall'immagine, dalla figura che è un noto quadro di Artemisia Gentileschi. Si tratta di un quadro reale, quindi un'immagine reale al Museo di Napoli, che ha però una serie di implicazioni simboliche, come credo che abbiano, e come cercherò poi di far vedere, tutti i testi che ho scelto, che sono pochi, ma
credo significativi. La prima immagine simbolica che va al di là del dipinto è quella del riferimento a un episodio biblico molto presente nella cultura barocca. Il quadro è del 1620-21, nel 1627 viene pubblicata la tragedia di Federico della Valle, la Judith, che è uno dei vertici del teatro del Seicento, credo non solo italiano. Quindi questo intreccio di immagini simboliche nella pittura che rimandano a testi letterari coevi che hanno una grande diffusione nel proporre un episodio biblico che ha una protagonista, Judith, come vedete, nell'atto di tagliare la testa di Oloferne. Episodio che ha nella stessa pittura dell'Artemisia Gentileschi una serie di riprese, perché c'è anche un altro quadro notissimo, sempre della Judith con l'ancella Abra e addirittura con la testa in mano già tagliata di Oloferne. In più c'è il bianco del lenzuolo del letto e il sangue, che è un altro grande topos che attraversa la cultura barocca. Un'ulteriore immagine simbolica è quella che ci rimanda alla ripresa dell'episodio e alla ripresa dell'autrice, che è il romanzo di Anna Banti, Artemisia, pubblicato nel 1947, importantissimo per la ricostruzione del personaggio della pittrice, e anche qui il romanzo va letto non solo simbolicamente, ma certamente con una serie di rimandi alle pagine di Roberto Longhi su Artemisia, che hanno segnato l'inizio dello studio vero e proprio di questa grandissima pittrice. E c'è un'ultima immagine simbolica sempre legata alla pittrice, che è quella della doppia personalità di Artemisia Gentileschi, non solo pittora, come lei si definiva, ma come hanno dimostrato studi recentissimi, come si è visto dopo la grande mostra del 2011 a Palazzo Reale di Milano, la Artemisia ha scritto anche una serie di lettere che sono tra le più belle di lettere scritte da donne nel Seicento. Sono 65 lettere inedite, di cui una del 1631 a Galileo, che è particolarmente significativa, e poi ci sono lettere al Granduca Cosimo e lettere anche a personaggi anche veneziani, fiorentini e veneziani, che mi sembrano molto importanti proprio per vedere come in queste lettere la Artemisia costruisce la sua immagine di pittora e di donna che scrive. Quindi questa immagine rappresenta un'immagine simbolica, dicevo, come credo siano le altre icone che ho scelto per questa conversazione. E quindi vengo ai primi due sonetti che avete nel foglio, che spero tutti abbiano, e sono due sonetti dalle Lire del Marino, pubblicate proprio all'inizio del Seicento, nel 1602. I due sonetti sono il sonetto proemiale, il primo a sinistra, e il sonetto finale delle rime. Lo posso anche proiettare. Il primo sonetto proemiale è, come basterebbe leggere la
la seconda quartina e l'ultima è ancora intessuto di richiami petrarcheschi e tassiani. Il sonetto è preceduto da un titolo che riconduce subito, immediatamente, al repertorio delle rime amorose. Prega amore che l'aiuti a scrivere della sua donna. Quindi siamo in una ripresa, anche sottolineata, della tradizione dei petrarchisti. Potrebbe essere, per chi non sapesse che è del Marino, un sonetto di uno dei qualsiasi petrarchisti del Cinquecento, dal Bembo fino al Della Casa, o da Vittoria Colonna, Isabella di Mora. Tanta è appunto la ripresa di elementi petrarcheschi molto caratteristici. Per esempio, nella seconda quartina, nel secondo verso, il mio pigro stile Junior non vale, che è una ripresa petrarchesca dalla canzone Perché la vita è breve, 71-8-9, dove appunto il mio pigro stile dal Petrarca arriva al Della Casa, poi al Tasso, e viene ripreso dal Marino. Ancora più evidente è la ripresa petrarchesca dell'ultimo verso, rischiari ancora col suo celeste lume, che rimanda a un sonetto, il 230, un sonetto che ha come primo verso io piansi or canto che il celeste lume. Un sonetto molto studiato, di cui sono state fatte, credo, anche letture Petrarche pubblicate. Quindi il primo sonetto proemiale è ancora un tipico sonetto nella tradizione petrarchista, con riprese che rinviano immediatamente al Petrarca. Dove avviene una lieve modifica della tradizione petrarchesca? Avviene nel sonetto finale, mandando le rime alla sua donna. Anche questo è un topos del mandare le rime all'amata, che ha una lunga tradizione, addirittura direi dalla poesia provenzale, e va oltre. Anche qui ci sono richiami petrarcheschi, addirittura nel primo verso, itene avanti a quei begli occhi rei, che è un rimando al sonetto 157, ite caldi sospiri al freddo core, che è anche uno di quei sonetti dipinti nei ritratti che abbiamo studiato. La ripresa petrarchesca, che è seguita ancora nella seconda quartina da un'ulteriore ripresa, cui natura di ghiaccio il cor compose, che di nuovo rimanda al sonetto 153, addirittura ai primi due versi. Quindi mi pare che queste riprese, non certo casuali, dimostrino nel primo Marino una consuetudine di lettura del canzoniere di Petrarca e una serie di riprese caratteristiche. Qual è l'elemento nuovo che Marino introduce? È nella chiusa del sonetto, in cui il Marino pensa che il canzoniere, l'intera raccolta, sono 81 rime, possa essere bruciato. Potrà, seppur di tante in lor consparte lacrime il vivo umor non gliel contende, come già il petto incenerir le carte. Ora sappiamo che il bruciare le carte, il bruciare
quanto un autore ha scritto, non è un tema, un topos della poesia lirica e tantomeno della poesia d'amore. È un tema invece caratteristico della commedia antica e rinascimentale, delle lettere. È un tema in cui solitamente si dice di bruciare o la lettera d'amore perché può essere compromettente, come avviene in tutte le commedie del Cinquecento, dalla Lena dell'Ariosto sino alle commedie del Firenzuola, e avviene soprattutto nella novellistica, dove appunto i messaggi che vengono recapitati dagli amanti alle innamorate o che vengono spesso affidati ad ancelle devono essere distrutti. Per cui vedete come questa mistione di generi, lo spostamento di un grande tema della commedia, della novellistica, quindi della prosa, alla poesia, introduce una novità. Devo dire che questo motivo dell'incenerire le carte nella poesia del Marino ha questa unica occorrenza, non se ne conoscono altre, ma è già indicativo proprio perché compare nella chiusa del canzoniere, quindi il poeta immagina che appunto la dama, la sua donna, possa bruciare, e in questo incendio naturalmente l'opera poi andrà perduta, cosa che è contraria a tutte le, come vedremo, indicazioni della poesia barocca, secondo cui la scrittura è quella che deve semmai provocare un fuoco interno, all'interno di chi legge, oppure deve contribuire a mantenere per l'eternità questo vecchio topos che continua ancora oggi, quello che è scritto e che deve continuare a vivere. Una seconda immagine simbolica, sempre nell'ambito della poesia del Marino, può essere data da un madrigale che è uno dei più noti, Al pallore dell'amata. Si vede, sì, sono riuscita a spostare. Questo madrigale fa sempre parte della prima fase della poesia del Marino ed è tratto dalla lira, che è una composizione dove ai sonetti si alternano i madrigali in misura cospicua. Il madrigale è stato solitamente letto come una variazione del grande motivo già petrarchesco della donna amata e identificata come il sole. Ma per cui pallidetto mio sole ai tuoi dolci pallori perde l'alba vermiglia i suoi colori. E qui è semplicissimo. Pallidetta mia morte, alle tue dolci pallide viole la porpora amorosa perde vinta la rosa. Qui la donna amata, che è nel primo verso, il sole, diventa un simbolo di morte. Ecco il raddoppio dell'immagine, e anche queste sono immagini all'apparenza reale, ma di fatto immagini simboliche, anche perché l'immagine della donna sole, che andava benissimo dal Petrarca fino all'Ariosto, credo, non va poi più tanto bene nel corso del Cinquecento, perché l'immagine del sole viene nel Cinquecento legata alla trattatistica sul principe, alla figura del principe, dall'Instituzio di Erasmo,
del 1515 in poi, che arriva fino al Botero, quindi a tutto il Seicento, l'immagine del sole è l'immagine del principe. Il principe è l'immagine di Dio in terra e il sole è immagine, diciamo, simbolica e reale, perché in molti dipinti del Cinquecento il principe è raffigurato col sole sul manto o con la corona addirittura a forma di sole. Quindi c'è questo spostamento dall'Almo Sol di Petrarca di nuovo a un'immagine della trattatistica e addirittura della trattatistica politica, e poi nel Seicento ha una quantità di riprese. Quindi donna sole, donna morte, che è un'ulteriore immagine simbolica di grande effetto, perché la morte è una delle grandi tematiche barocche che solitamente non viene molto applicata alla donna. E nell'ultima parte l'impallidimento, dal pallidetto, dal pallore della donna si passa al pallore del marino, che vuole impallidire anche lui con il suo pallidetto amore, ossia questa fusione che anche qui non è soltanto una fusione reale nell'abbraccio o nell'atto d'amore, ma è anche una fusione simbolica. Quindi vediamo come anche in questo notissimo madrigale del marino ci sia uno spostamento e la ripresa di immagini vada sempre al di là dell'immagine reale per portarci in un orizzonte simbolico. Questo è ancora più evidente nell'ottava dell'Adone, che ho scelto, una delle più note oggi, è l'ottava 91 del canto settimo dell'Adone, ed è un'ottava che anche qui è stata letta con diverse valenze, sia a proposito dell'intreccio della trama dell'Adone come una specie di stacco, come un intervento del marino, un intervento d'autore, così come quelli che poi farà Manzoni, Che cosa sa il cuore, insomma questo entrare dell'autore nel racconto con una riflessione sua, ma non è soltanto anche qui una riflessione legata al racconto dell'amore di Venere e Adone, delle vicende di Adone. È una riflessione di carattere molto più generale sulla fugacità, sul passare del tempo, sul mutare delle cose, che è uno dei grandi nodi della cultura barocca, è quello in cui il barocco appare sempre di più come la matrice delle nostre sensazioni, le nostre intuizioni, quello che è il rapporto fra la civiltà barocca e la civiltà del Novecento. Questa idea della metamorfosi e del cambiamento che prende qui addirittura la realtà amorosa. Rimaniamo sempre nell'ambito dell'amore. Un lampo e la ventà, l'etate un'ombra. Notate, l'etate un'ombra è una ripresa tassiana dalle rime del Tasso e non dalla Gerusalemme. Ne sa fermar l'irreparabile fuga tanto le pompe di natura ingombra, invida piuma ingiuriosa ruga, dove vedete appunto il passare del tempo e il mutare della bellezza è raffigurato proprio nel senso anche più realistico, con questa ingiuriosa ruga che di nuovo è un'immagine reale e simbolica. Rapido il tempo si dilegua e sgombra, il tempo si dilegua, anche questo è un'eco petrarchesca, cangia il pel, gli occhi oscura, il sangue asciuga,
amor non men di lui veloci ai vanni, ecco, anche le ali d'amore sono velocissime, questa immagine dei vanni delle ali d'amore, che è un'immagine ovidiana, credo, insomma, o comunque ripresa. Fugge col fior del volto il fior degli anni, e questa idea non è solo il tempo che fugge, ma è la bellezza che fugge, è l'amore che fugge. Quindi nel Marino vediamo come anche questa ottava abbia una serie di immagini reali e simboliche che alludano sempre a un qualcosa che è oltre la realtà del verso. E per continuare, ho scelto queste perché mi è venuto di scegliere appunto queste, ma si potevano trovare altre icone della poesia del Seicento, ciascuno può continuare in questo gioco e trovare immagini reali e simboliche e appunto una delle immagini reali e simboliche delle poesie barocche è quella della raffigurazione della donna nei suoi vari aspetti. Anche qui, quando è uscito il saggio di Getto nel 1960 in Marino e i marinisti, Getto parlava di questa rivoluzione dei marinisti nel raffigurare l'universo femminile in tante sfaccettature. Ma anche qui, secondo me, il rapporto con la tradizione è sempre da tenere presente, come in tutti gli aspetti della poesia, della prosa, della pittura, dell'architettura barocca, in quanto c'è tutta la tradizione cinquecentesca dei trattati sulla donna, che comincia intorno al 1525, col Galeazzo Flavio Capra, che incomincia a parlare delle donne, delle eccellenze e dignità delle donne, spostando appunto l'attenzione dalla figura singola della donna alle donne, quindi all'universo femminile. Poi c'è il terzo libro del Cortegiano, del Castiglione, nel 28, che allarga il discorso della donna all'Europa, e poi il discorso continua per tutta l'epoca del Concilio di Trento, con le varie indicazioni della donna e della figura della donna, non solo nei tre stati, fanciulla, sposa e vedova, ma anche nelle varie attività, la donna che lavora, la donna che scrive, la donna che studia, insomma questa rivalutazione dell'universo femminile anche nell'ambito che fino ad allora, tranne qualche esempio lontano, come quello di Saffo, che oltretutto, poverina, era tanto brava e scriveva, ma poi insomma era infelice nell'amore, quindi era brutta, e così. Quindi c'era subito una specie di negazione, perché insomma come il valore della sua scrittura aveva una specie di controparte in questo suo essere brutta e insomma non amata. A questi esempi di donne lontane invece nella trattatistica del Cinquecento si contrappongono gli esempi di donne del presente, quindi, ma non solo principesse come Isabella d'Este, ma anche donne del popolo. Pensiamo a Giulia di Gazzuolo, che è un'altra figura straordinaria, addirittura di contadina, che il Castiglione porta come esempio di donna consapevole, tale quale, con una consapevolezza identica a quella di Lucrezia Romana o di altre eroine del passato. Quindi i marinisti arrivano a questa idea della complessità dell'universo femminile anche in rapporto alla tradizione. Questi testi, che oggi sono poco conosciuti, allora erano lettissimi, ci sono una quantità di edizioni a Venezia
alla Marciana ne trovate in quantità. Ora la quantità delle stampe dimostra che i testi erano molto letti e i marinisti incominciano con questa varietà della donna che già era stata cominciata dal Tasso, non solo il Tasso della Gerusalemme, dal Tasso delle rime. Pensate alla nana delle principesse d'Est, alla donna con i capelli rossi. I marinisti vanno oltre e arrivano, sempre nell'ambito dei capelli, alla donna calva, oppure arrivano alle varie caratteristiche della donna, la donna timida, la donna ritrosa, la donna scontrosa, la donna burbera, la donna infedele, oppure la donna che cuce, la bella cucitrice, la bella ricamatrice, addirittura la bella pescatrice, oppure la bella natatrice, la bella donna che si tuffa nelle onde. Anche questo è un tema che poi arriverà fino a Esterina di Montale, quindi insomma che hanno anche una lunga continuità nel tempo. E poi c'è per esempio la bella pastorella, molto frequente, che arriverà all'Arcadia, la bella contadina, addirittura la bella Pollarola, la donna che vende i polli, che è un'immagine bellissima, e uno splendido, la bella libraia, di un sonetto del Maia Matardona che è stupendo. Non potevo raffigurare, scriverli tutti, ma sono tutti leggibili, non in edizioni moderne, ma insomma nei canzonieri antichi si leggono. E ho scelto questo di Scipione Enrico sulla bella balbuziente, che mi è parso, ero indecisa tra la donna calva e la bella balbuziente. Poi ho scelto questo anche perché avevo appena letto il libro di Luca Seriani, Parola, uscito dal Mulino, sulla parola e sulla lingua annodata, e quindi mi è venuto in mente di scegliere questa bella balbuziente, che mi pare un'immagine straordinaria, che poi arriverà. Pensate che anche Ionesco non ha inventato nulla, e la cantatrice calva sono due immagini barocche della bella cantatrice e della bella calva. E prima pensavo a questa donna calva e poi sono arrivata alla bella balbuziente, che è un sonetto a mio avviso molto interessante sul mozzo parlare. Del tuo mozzo parlare i mozzi detti... No, me l'hai spostato. Dobbiamo tornare indietro. Adesso come si fa? Niente. Come si fa? Andiamo a provare di qua. Ecco, miracolosamente. Allora, questa bella... Notate il mozzo parlar, del tuo mozzo parlare ai mozzi denti, mozzar mi sento, alta fanciulla il core, lasso con qual dolcezza e qual valore quella annodata lingua annoda i petti. Notate lasso, è un'altra ripresa petrarchesca, ma la lingua annodata mi pare una prima ricorrenza. Tu tronco, io tronco il suon mando pur fuore, ma fan varie cagioni eguali affetti, che gli accenti a formar tronchi imperfetti te insegna la natura e a me l'amore. Notate appunto la natura e l'arte di amare, in questo caso la natura e l'arte, di nuovo un binomio antico modificato, un'altra immagine simbolica. O la beltà della leggiadra imago, anche questa leggiadra imago è un rimando tassiano evidentissimo alle rime. Oimè, qual fias delle tue parole il difetto gentile, pure si vago, dove con vago, aggettivo petrarchesco addirittura, a fine verso. Eco sei di bellezza, ecco la balbuzia è come un eco della bellezza, che mi pare un'immagine straordinaria. O la favella, tra labbri appunta abbandonar non vuole, di coralli d'amor portasi bella, dove appunto i coralli d'amore, le labbra di corallo, i denti di cristallo, che sono tutti
caratteristiche della descrizione della donna fondata sulle immagini del Petrarca, ha qui una novità. Qui veramente lo spostamento è evidentissimo, la balbuzie d'amore che è la balbuzia naturale della donna e la balbuzia che l'amore fa fare al poeta. Un'altra immagine reale e simbolica, sempre nell'ambito della poesia amorosa, è questa del Rovetti. Scipione Enrico è un poeta meridionale, la prima metà il sonetto è tratto da una raccolta pubblicata nel 1640, il Rovetti è genovese, ho scelto anche marinisti di varie regioni. Questo è un madrigale piede premuto che anche qui potrebbe avere un lontano antecedente nel piede di Laura o nel piede di Erminia, volendo. Ma mi pare tutto diverso. Tu chiedi quel che io voglio quando a mensa talor ti premo il piede, la domanda iniziale. Ah, che negli occhi ogni tuo sguardo il vede, lusingando ti infingi e il bianco volto in bel rossor dipingi. Vorrei, dolce ben mio, lasso cadirlo, ma arrossisco anch'io. Dove appunto questa immagine, che poi sarà tipica della commedia, addirittura del teatro borghese, del vaudeville, persino diciamo della poesia di certo Novecento, insomma, del gesto del piede che tocca l'altro piede, ha una novità nell'ambito della poesia barocca proprio per questo spostamento di nuovo dal bel piede di Laura o dal piede di Erminia, se volete, a questo che è un aspetto anche caratteristico di quel sensualismo della poesia barocca che già Croce aveva messo in evidenza negli inizi del Novecento. Quindi siamo in aspetti di tutto questo filone della lirica sensuale, dove però anche qui occorre sempre, secondo me, tenere presente questa ripresa dei precedenti e questo mutamento del modello poetico in un modello in cui le stesse parole del repertorio petrarchesco rimandano però a gesti che non sono assolutamente dell'imageria petrarchesca. Possiamo continuare in questa rassegna brevissima con un'altra delle grandi immagini reali e simboliche della poesia barocca, che è il tempo, il sentimento del tempo, il tempo che fugge, che è un'immagine anche questa che ha un lunghissimo percorso dalla Bibbia al Medioevo, agli autori latini, e che ha una diversificazione in vari aspetti della lirica, della trattatistica, nelle imprese, una serie di imprese con Ruit ora, Fugit ora, tutti questi diciamo, canoni della poesia classica che vengono ripresi e rilanciati in questa nuova sensazione del tempo che passa e che muta ogni cosa, che trasforma persone, cose, pensieri, animo, realtà, questo tempo che non si ferma e che era già petrarchesco, la vita fugge, non si arresta un'ora, e che qui ha tutte implicazioni molto più estese ai vari ambiti della vita. E avrei scelto questo sonetto
di Ciro di Pers, friulano. Tutti questi sonetti sono compresi nell'antologia dei lirici marinisti, quindi sono facilmente rintracciabili. E sono quelli che a mio avviso sono i più significativi di una serie diciamo lunghissima, quasi innumerabile, di sonetti analoghi. Nessuna età come la poesia barocca ha avuto questa frequenza di poesie, sonetti, madrigali, poemi, trattati, imprese legate agli orologi. Quello che potrebbe sembrare un aspetto della tecnologia moderna, adesso siamo abituati a tutte queste immagini di orologi, perfino che hanno i computer inseriti, tutto trovano nel barocco un'immagine reale e simbolica fondamentale. Io ho scelto questo sonetto perché si lega anche al repertorio delle imprese, ma se qualcuno vuol vedere un repertorio di un abate milanese intitolato Mondo Simbolico, che è una delle cose, un'enciclopedia, un catalogo enciclopedico dell'imagerie barocca, della simbologia, dove sempre sono tutte cose reali che hanno un significato simbolico, troverà infinite composizioni in qualsiasi ramo della letteratura e della cultura sugli orologi. Questo è un orologio da ruote, perché ci sono vari tipi di orologi, per esempio il Tesauro parlerà della meridiana, altri parlano, ci sarà una specie di trattato sulla meridiana, sempre legati al tempo che scorre e che muta tutto. E questo sonetto è molto interessante perché introduce all'interno del sonetto, ed è scritto anche in caratteri, non devo girare, scusate, ecco, in caratteri maiuscoli, che è una ripresa di un'impresa di Girolamo Ruscelli, addirittura un'impresa che ha anche attestazioni veneziane. Quindi un motto di un'impresa e un'immagine di impresa viene inserita in un sonetto. Mobile ordigno di dentate rote lacera il giorno e lo divide in ore, e ha scritto di fuor con fosche note: a chi leggerle sa sempre si muore, dove l'orologio ad ogni ora che passa suggerisce a chi sa leggere, vedete il secondo significato che va al di là di quello reale, questa presenza della morte, che è una delle caratteristiche della poesia barocca, cioè non è anche qui una cosa della poesia del Novecento, ma l'intreccio amore, morte, tempo, morte è caratteristico della poesia barocca. In nessuna età come nel Seicento ci sono questi aspetti che sono anche quelli di oggi. Noi li leggiamo anche per riflettere su quello che è i nostri giorni, cioè quello che è venuto fuori nel barocco sono le grandi paure che abbiamo noi, la paura, l'angoscia, la guerra, la violenza, il sangue, gli assassini, i delitti, i furti, le pene, addirittura l'esilio, i profughi, sono tutte tematiche. Nessuno poi più del Tasso ha espresso la tematica del profugo che noi oggi vediamo ogni giorno o leggiamo con questa tristezza, per cui non possiamo pensare che sono tematiche che hanno già precedenti, ma nella realtà li hanno. E questo orologio simbolo di morte è quella che convince a non sperare mai riposo o pace. Notate come questo verso sia poi
anche ripreso poi dal Foscolo, cioè questa lirica. Alcune di queste liriche barocche hanno avuto poi grandi riprese da Leopardi e questo da Foscolo. Perché io non speri mai riposo pace, questo che sembra in un timpano e tromba, vedete, questa unione di realtà differenti che alludono sempre a cose diverse. Con quei colpi onde il metal rimbomba, affretta il corso al secolo fugace, e perché sapra ognor picchia alla tomba, ogni ora che è come un segno che ci avvicina all'aprirsi della tomba. Quindi questa grande tematica del tempo, che è uno dei momenti centrali della poesia barocca e che ha come contrario, ma come elemento sempre vicino, nulla finisce con la morte, tutto continua se c'è qualcosa che lo ferma. E questa è la scrittura, anche questo è un grandissimo tema antico che viene ripreso dai barocchi, e ho scelto fra i tanti questo sonetto del Battista. Essendo brevissima la nostra vita, non dobbiamo altronde procurar perpetuità che dallo scrivere. Ecco la scrittura che fissa e fa rimanere, fa durare questa ansia di durata che è tipica del barocco e che si contrappone appunto alla morte, questa ansia di durata che viene anche ad essere acuita dalla perdita del centro, dal fatto che i barocchi scoprono che la Terra non è più al centro del mondo, che insomma che c'è un universo fatto di pianeti, che un universo inconoscibile sempre più grande. Quindi a questa ansia di durata che è un fatto anche qui reale, un'immagine reale e simbolica, si unisce questa fissità della scrittura che procura eternità, quindi a quello che fugge e che finisce si contrappone quello che dura e che resta, e la scrittura è quella che appunto procura perpetuità. Questa è una tematica che attraversa il barocco, dalla poesia alla trattatistica. Le lettere sono quelle che danno eternità, le lettere nel senso della scrittura sorvegliata, la scrittura poetica o di prosa. E questo sonetto, appunto, che ho scelto come ultimo testo a conclusione, è quello che lega tutti questi aspetti con questo: sembra la vita che de noi sen fugge, onda del Nilo in sua egizia arena. La vita appunto che sembra l'onda del Nilo sulla sabbia dell'Egitto, sembra fiore sabeo che nato appena turbo lo schianta o fulmine la cioè ecco, questa precarietà della vita, ma anche questa fragilità, questo fatto che la vita può essere immediatamente colpita, ferita, finita, breve vapor che avidamente sugge il pianeta gentil che il dì rimena, vampa che per lo cielo striscia e balena, nube che sul Pirene euro distrugge. Anche queste immagini classiche che vengono riprese, insomma le nuvole, il breve vapore, il vapore è anche un'altra immagine tassiana. Ma sol pagine verghi e sparga inchiostro chi brama eternità. Ecco, chi vuole, chi desidera durare per sempre, chi desidera l'eternità, solamente scriva pagine e sparga inchiostro. Appunto, la scrittura è l'unica cosa che fa durare, e qui appunto questa idea della scrittura questo è un testo della fine del Seicento, e certamente questi autori conoscevano
le idee del Tesauro sulla scrittura. La scrittura è quella, seminare parole come in un campo, la scrittura che germoglia, che dà la vita e che procura questa eternità. Così deride il velen della morte il vive il nostro. Ecco, il nostro vivere e il nostro scrivere deride il veleno della morte. L'unica cosa di irridere la morte, una punta di penna il tempo uccide. Questa immagine della penna, della scrittura che uccide il tempo perché lo ferma e lo ferma il tempo e lo consegna anche alla varietà dei lettori, per cui la lettura, la scrittura unita alla lettura in ogni tempo dirà a chi legge cose diverse legate al passato ma anche al presente, farà pensare al presente e farà ritornare sul passato. La punta della penna che uccide il tempo è un'immagine che mi sembra sia quella più caratteristica per concludere appunto questo excursus forse troppo rapido sulle immagini reali e simboliche. Un'immagine reale, la penna, la punta della penna e l'inchiostro che scrivono, non c'è niente di più reale, ma non c'è neanche niente di più simbolico. L'uccidere il tempo è una realtà della poesia che ci trasporta appunto in una visione di un tempo che dura. Avrei finito. Non so più